Di rientro da un paese tropicale è stato colto da febbre e malessere. Dopo il ricovero in ospedale è emerso che durante la vacanza aveva contratto la febbre dengue. A Rossano Veneto è quindi scattato il piano d'emergenza. Obiettivo fare in fretta per evitare che ci possano essere altri contagi. Che un nostro concittadino al ritorno da un viaggio ha contratto appunto questa infezione data da questa zanzara. Devo dire ai concittadini e alle concittadine della zona, e si accorgeranno tranquillamente perché ci saranno appunto questi signori della disinfestazione vestiti di bianco che andranno ad uccidere le larve adulte e non, di stare assolutamente tranquilli. Non basta perché dal municipio è anche partita la circolare che ha imposto le misure da adottare per i panni da stendere, la frutta e la verdura degli orti. Non è il caso di creare allarmismo. Se ci sono dei casi, se qualcuno sente dei malesseri particolari, rivolgersi subito al pronto soccorso. Di origine virale, la dengue è causata da 4 virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Non si ha quindi il contagio diretto tra esseri umani. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell'arco di 5 o 6 giorni dalla puntura con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari alle articolazioni, nausea e irritazioni alla pelle.